Il sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca e l'assessore Nino Fugallo hanno incontrato sul litorale del versante di Capo Rossello il presidente del circolo nautico Livio La Placa e gli associati per discutere sulla disponibilità avanzata al comune dagli stessi associati di installare un impianto di videocamere per monitorare e controllare l'area ad est sottostante il promontorio di Capo Rossello. Il presidente La Placa, in riferimento alla valutazione emessa dal Genio Civile di una possibile fruizione solo di una porzione dello specchio d'acqua, ha chiesto l'ormeggio e lo stazionamento di piccoli natanti all'interno dell'area consentita. Durante l'incontro il sindaco ha comunicato che a seguito delle varie note inoltrate ai vari enti competenti, il Genio Civile nell'8 giugno 21, a seguito della presa visione dei luoghi e della valutazione delle condizioni geomorfologiche e topografiche dell'area, ha preposto infatti al servizio del demanio marittimo e al comune di Realmonte una nuova perimetrazione dell'area sottostante il promontorio di Capo Rossello, attualmente interdetta con provvedimento del maggio del 2021 della struttura territoriale, l'ex demanio marittimo. Successivamente, sempre il Genio Civile ha precisato che il rischio crollo massi calcaremitici riguarda una porzione del versante alto 1,66 m e distante circa 120 metri dall'area che potrebbe risultare fruibile. Vista la notevole distanza della zona oggetto di degrado, valutata la morfologia del versante e l'eventuale ruzzolamento al valle dei massi del promontorio, il sindaco Lattuca quindi ha preso atto della proposta del circolo nautico in attesa dei nuovi provvedimenti da parte del demanio marittimo. Io sono il presidente dell'associazione del circolo nautico di Capo Rossello. Noi da anni, è da 2 anni che sono il presidente, ma in ogni caso l'associazione è da tanti anni che si occupa di questo specchio d'acqua dove vengono lasciati i natanti. Dove vengono ancorati i natanti. Il Genio Civile, dopo tutta questa vicenda che c'è stata, di questa chiusura, oramai ha stabilito che il pericolo è pari a zero e quindi questo specchio d'acqua, quello che praticamente andiamo a utilizzare noi, non ha più pericoli. E quindi, o quantomeno non è mai avuto pericoli, ma lo hanno stabilito ora. Noi abbiamo preso l'impegno col comune, abbiamo mandato pure una comunicazione per iscritto dove ci facciamo carico delle eventuali recinzioni a protezione di tutta la zona, quindi in modo che nessuno le possa oltrepassare, ed in più abbiamo preso pure l'impegno di fare un impianto di videosorveglianza in H24 e quindi tenere sempre sotto controllo sia la situazione della gente che entra sul posto sia di eventuali crolli o pericoli vari. Stasera ho incontrato il presidente soci del circolo nautico di Realmonte, i quali mi hanno invitata per discutere sull'ordinanza di chiusura del porticciolo e relativo specchio d'acqua. Ho rappresentato che è pervenuta agli atti del comune qualche giorno fa una nota del Genio Civile con la quale si dava la possibilità o si ipotizzava la possibilità di fruizione di una piccola porzione del porticciolo. Io sto aspettando che sulla base di questo parere chi di competenza possa adottare un provvedimento, anche se lo ritiene di mitigazione. Sarò, e l'ho detto già ai soci e al presidente del circolo nautico, vicina alle loro richieste, perché sono assolutamente convinta che nel rispetto della normativa e della sicurezza pubblica bisogna dare la possibilità a un territorio di crescere e di vivere.